onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi splende un bellissimo sole, insomma comincia a venire fuori il caldo, siamo a 22-23 gradi e spero per il fine settimana per i nostri graditissimi ospiti che sia del tempo come oggi. Comunque vi dico, beati loro, c'è gente che è già in spiaggia nella nostra meravigliosa regione. Dunque, invece dal punto di vista politico si vota domenica 25 e lunedì 26 maggio nel comune di Genova. I cittadini genovesi saranno chiamati a votare per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, ma anche per l'elezione diretta dei presidenti di municipio e il rinnovo dei 9 consigli municipali genovesi. Appunto, primo turno si voterà domenica 25 e lunedì 26 maggio, si vota la domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle ore 15. Se nessun candidato sindaco raggiunge la maggioranza assoluta, 50% più uno dei voti validi, gli elettori saranno chiamati a scegliere al ballottaggio domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno uno dei due candidati che avranno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti validi. Ma passiamo subito al primo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere comunale di Genova, Fabio Ariotti. Ciao Fabio, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Allora, dove ti trovi in questo momento, Fabio? Ma io adesso sono nel ponente genovese, sono a casa in attesa poi di continuare la mia giornata sul territorio, come sta avvenendo in questi giorni, perché noi purtroppo il mare ce lo dobbiamo, per adesso dobbiamo posticipare e siamo in piena campagna elettorale perché è importante dare continuità al nostro lavoro che è iniziato dal 2017 col primo mandato di Bucci. Allora, sei a casa a metterci un po' di strategia per la campagna elettorale, ma parliamo subito di un tema a te caro, perché so che tu ci hai lavorato molto, sei sempre sul territorio, la famosa diga di Begato, un quartiere popolare molto difficile alle spalle di Genova, e insomma la rinascita di Begato continua, dalle nuove palazzine ai progetti per rendere il quartiere attrattivo e vitale. Ricordo che nel 2021 finalmente, grazie alla giunta di centrodestra con la Lega, si erano abbattute queste famose dighe di Begato, che praticamente erano dei palazzoni che formavano una specie di diga, ecco, dal disegno diga. Allora Fabio, ci racconti un po' cosa sta succedendo in quel quartiere? Sì, ma direi che questo è uno degli esempi più importanti dei nostri progetti che abbiamo portato avanti in questi anni, e direi un progetto unico in Italia. Dopo anni e anni di false promesse da parte delle vecchie amministrazioni di sinistra, noi siamo riusciti nell'intento e in questo progetto con una rigenerazione importante per un quartiere popolare che era simbolo di degrado e ghettizzazione totale. Voglio giusto sottolineare che nel 2017 abbiamo iniziato questo percorso, abbiamo portato Matteo Salvini e Edoardo Rixi a fare un tour in queste dighe, e la nostra promessa è iniziata da lì. Noi dobbiamo abbattere questo ecomostro e rigenerare un quartiere per ridare vita e dignità alla cittadinanza. E ci siamo riusciti con l'abbattimento che è avvenuto appunto nel 2021. Adesso stanno sorgendo i nuovi palazzi, sono palazzine moderne, ecosostenibili, che ospiteranno appunto appartamenti di edilizia popolare, ma anche edilizia di social housing, aree verdi, spazi per lo sport, negozi e servizi per i cittadini. Quindi non si tratta solo di urbanistica, ma di una vera e propria rigenerazione sociale che dove le altre formazioni politiche spesso si riempiono la bocca, ma direi che in questi anni abbiamo fatto molto anche in questo caso e per questa tematica. Ecco, senti, per quanto riguarda un po' il ponente e anche un po' le alture di Genova, dove tu sei, diciamo, su questo territorio, la questione invece della sicurezza, perché mi ricordo quando facevo il cronista di Nera che spesso poi mi toccava andare su fino a Begato perché c'erano dei casi molto eclatanti di cronaca nera. E ora dopo questi 8 anni di governo del centrodestra,
È migliorata la situazione o no? Beh, sicuramente è migliorata rispetto al degrado totale che c'era in precedenza, non solo nei quartieri popolari, ma in tutte le zone della città. Abbiamo lavorato molto, investito molto sulla sicurezza, sulla videosorveglianza, direi che abbiamo aggiunto centinaia e centinaia di telecamere di sicurezza in ogni quartiere, compresi i quartieri collinari e popolari. Begato sono state aggiunte appunto diverse telecamere di sicurezza, così come al CEP di Pra e nel quartiere Lavatrici. Cito i quartieri più importanti o più conosciuti, e soprattutto con l'aiuto delle forze dell'ordine, con il passaggio e la richiesta appunto di interventi più massicci e soprattutto di divisione del territorio, controllo del territorio, e non dimentichiamo anche le pattuglie a piedi della polizia locale, proprio i poliziotti di quartiere che abbiamo introdotto in questi anni, che comunque danno un segnale importante e positivo anche di sicurezza percepita. Senti, invece per quanto riguarda, torniamo un po' al presente, la campagna elettorale, ecco, io volevo sapere un po' i tuoi punti di forza, perché uno deve votare, un elettore genovese deve votare Fabio Ariotti, che ricordo, insomma, sul territorio è molto presente. Ecco. Sì, ma se posso proclamare il mio voto per la mia persona, beh, intanto io appunto, come hai sottolineato tu, sono anni che sono sul territorio, non solo nel centro e nelle zone diciamo più, possiamo chiamare più ricche, il Levante, ma anche nel Levante genovese hanno delle problematiche effettive, comunque i cittadini hanno bisogno di ascolto, ma soprattutto nelle periferie e nei quartieri popolari, dove per anni la sinistra ha solo raccolto dell'elettorato dei voti, poi quando non hanno iniziato più a raccogliere questi voti, hanno abbandonato completamente queste zone. Quindi dare continuità al mio lavoro, proprio un lavoro fatto di ascolto del singolo cittadino, e per portare avanti appunto progetti importanti per zone spesso dimenticate. Quindi oltre all'abbattimento della diga di Begato e la rinascita di quel quartiere, abbiamo portato avanti altri progetti importanti che io mi posso permettere di dire che sono stato un po' in prima persona a lavorarci in questi anni, così come il poliambulatorio medico AST proprio nel quartiere del CEP Canova. Ecco, quindi dare continuità a questo lavoro, all'ascolto della cittadinanza, che è un po' la mia delega che ho avuto in giunta in questi anni, e quindi se la gente ha piacere di votarmi, io continuerò nel mio impegno sul territorio e nei vari quartieri. Allora, senti Fabio, una campagna elettorale che insomma ha avuto dei colpi di scena, ricordo per esempio proprio lì a Sestri Ponente, vicino alle tue parti, c'era stato un po' questo caso CGIL Salis, perché insomma sembrerebbe, da quanto ha stabilito l'indagine degli agenti della Digos genovese, ma anche congiuntamente all'inquirente, ossia la Procura di Genova, c'è stata un po' sembrerebbe c'è stata una finta aggressione di stampo fascista, e la sinistra con la loro candidata Silvia Salis era scesa subito in piazza, la CGIL aveva fatto addirittura un comunicato stampa senza verificare i fatti, senza attendere peraltro neanche i primi esiti tempestivi peraltro degli agenti della Digos, che avevano rilevato quasi subito delle varie incongruenze nel racconto del sindacalista che aveva denunciato questa aggressione di stampo fascista, che sembrerebbe appunto finta. Poi ci sono state altre cadute di stile, per esempio Silvia Salis non ha accettato un confronto diretto con il nostro candidato sindaco Pietro Picciocchi, ha una testata online che si chiama Genova 24, molto seguita qui nel capoluogo ligure. Ci sono state un po' diciamo altre cadute di stile, penso agli assi di forza, la mobilità da MT dalle colline a Genova, no? Un progetto che era stato diciamo fatto proprio da un candidato del PD, responsabile innovazione di AMT, che è la nostra azienda mobilità e trasporti locale. Ecco, tu non fai... Se vogliamo iniziare dalla questione della finta aggressione, così come hanno rilevato appunto la Digos e le forze dell'ordine, direi che è una questione gravissima, al di là della campagna elettorale,
è una questione gravissima, perché comunque anche il sindacato, e io ne faccio parte, non di certo di quel sindacato, ma comunque faccio parte anche del mio lavoro e anche di un sindacato, è una cosa importante che ha bisogno di trasparenza e non di queste situazioni. E questo dimostra ancora una volta la pochezza di certe forze politiche e del loro atteggiamento nei confronti dei cittadini, della città e del possibile mandato elettorale, perché comunque anche la politica deve essere fatta in maniera seria e bisogna portare degli argomenti concreti, dei progetti e un programma concreto per il territorio e per la città, per la sesta città d'Italia. Quindi la gente non deve essere presa in giro, perché le stesse persone che credono in quell'ideale, seppur lontano dal nostro, non meritano di essere prese in giro da queste situazioni. Quindi ancora una volta hanno dimostrato la loro, mi dispiace dirlo, anche un po' pochezza di argomenti e questo è veramente un punto veramente basso, non solo per la politica ma anche per tutti i sindacati. Quindi la gente merita comunque rispetto, trasparenza e persone serie che portino avanti dei programmi, perché poi se un domani ci dovessimo ritrovare queste forze politiche a governare la città, anche noi come singoli cittadini abbiamo diritto e meritiamo dignità, perché se queste sono le premesse, figuriamoci cosa possiamo pensare per il nostro futuro e per i prossimi 5 anni. Quindi noi vogliamo assolutamente portare avanti il nostro mandato elettorale con Pietro Picciocchi per dare continuità. E poi non solo la finta aggressione, ma ci sono state altre situazioni come quella che hai citato e che la dice lunga, il mancato confronto. Un candidato sindaco la prima cosa che deve fare è confrontarsi con i cittadini e con, perché no, gli altri candidati sindaco. Se questo non avviene... Ricordiamo, Fabio, che anche questo confronto era fatto, diciamo, con domande, senza fare sconti a nessuno, senza domande precompilate, con domande anche dal pubblico, quindi a sorpresa. Insomma, questo sicuramente ha spaventato la candidata sindaco, con i 7 candidati sindaci che parlano dal palco con domande più o meno precompilate, argomenti più o meno già tracciati, insomma, che lasciano, cioè sono importanti ovviamente, però dal punto di vista della trasparenza, diciamo così, diretta, ecco, dal contatto diretto e dalla trasparenza diretta con gli elettori, ecco, non sono paragonabili. Ti ringraziamo, Fabio. Grazie a voi, grazie molto Fabrizio. per questo intervento qui a Radio Libertà. Ti auguriamo buona giornata, buon lavoro e buona campagna elettorale. Ciao Fabio. Grazie a tutti voi, grazie, un abbraccio. Grazie ancora al nostro consigliere comunale di Genova, Fabio Ariotti, e adesso rimaniamo sempre nel capoluogo ligure perché il nostro secondo ospite della mattinata è il presidente del municipio centro-est, Andrea Carratù, presidente uscente che si candida stavolta per il consiglio comunale. Il centro-est ovviamente è il cuore di Genova e comprende anche il centro storico, tra l'altro, dove ci sono 1000 problematiche. Ne parliamo subito con Andrea, sentiamo se è in linea. Ciao Andrea, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti. Allora Andrea, dove ti trovi in questo momento? Adesso sono a Bolzaneto, vicino al mercato generale ortofrutticolo. Ho capito, sei un po' uscito dal tuo sto territorio. facendo campagna electorale per Picciocchi sindaco, è importantissimo far sapere quello che è stato fatto in questi anni, perché magari non tutti lo conoscono, non tutti sanno il grande lavoro fatto da questa amministrazione, quindi insomma è giusto che si venga anche qui. Senti, io volevo un po' ripartire con te, l'abbiamo già accennato con Fabio Ariotti, il nostro precedente ospite, volevo un po' approfondire con te questo, a mio avviso, grave fatto del mancato confronto tra Pietro Picciocchi e Silvio Salis su Genova 24. Tra l'altro tu hai pubblicato un post su Facebook spiegando anche un po', lo dico da giornalista, no? Spiegando un po' la mancanza di rispetto che c'è stata, diciamo, nei confronti anche di noi giornalisti, che siamo dei lavoratori come tutti gli altri, no? È caduto un attimo, te lo richiamo. Ma anche tutto lo staff
che ci ha impiegato tempo e risorse per organizzare questo incontro. Ecco, è caduta la linea con Andrea Carratù, vediamo se riusciamo un attimino a riprendere il collegamento in diretta. È il bello della diretta, ecco, siamo la linea, non so perché della diretta. Andrea, ci sei? Sì, eccomi. Scusate, ecco, allora ti dicevo, ti avevo fatto la domanda e ne avevo già accennato con Fabio Andreotti su questo mancato confronto tra Pietro Picciocchi e Silvia Salis su Genova 24. Tu hai pubblicato un post su Facebook spiegando anche dal punto di vista dei lavoratori, ossia quei giornalisti e quello staff di Genova 24, questa testata online molto seguita nel capoluogo ligure, che hanno perso un sacco di tempo e risorse, era stata anche affittata una sala, insomma era una cosa abbastanza propria. Poi all'ultimo lo staff di Silvia Salis aveva confermato questo appuntamento, questo confronto diretto, sì, poi all'ultimo, un paio di giorni prima ha detto di no. Ecco, volevo un po' la tua opinione anche su questa brutta figura che ha fatto Salis e il centro-sinistra. Sì, politicamente si capisce che il timore del confronto ce l'ha dal primo giorno, perché chiaramente quando si ha poco da dire il confronto fa sempre paura, soprattutto se si deve confrontare invece con persone che conoscono bene la macchina amministrativa e soprattutto i problemi della città e come risolverli. Quindi questo era chiaro sin dall'inizio, ma la cosa che più mi è dispiaciuta a livello personale, perché poi conosco anche le persone che lavorano per Genova 24, perché chiaramente con l'attività amministrativa hai occasione di conoscere per il lavoro ovviamente i giornalisti che loro svolgono bene, mi è dispiaciuto perché effettivamente è mancare di rispetto per chi si è impegnato per quell'evento, anche perché ovviamente l'hanno fatto dopo aver avuto la conferma e l'adesione dei candidati. Il fatto che alla fine la Salis e il suo staff abbia deciso di non andare, intanto ha confermato quello che dicevo prima, assolutamente il timore del confronto libero, perché in quell'occasione ci sarebbero state domande non preparate, cosa che invece la Salis gradisce ovviamente, e dove si poteva veramente sentire quali erano i programmi di entrambi i candidati. Non ha voluto farlo e dispiace soprattutto, ripeto, per chi ci ha messo energia e anche soldini, perché prenotare una sala ovviamente si sa come funziona, bisogna pagarla. Quindi davvero è stato un gran dispiacere e un'occasione perduta per i genovesi che invece potevano sentire che cosa i due candidati avrebbero fatto per la città. Non mi ha sorpreso chiaramente, perché è già successo in altre occasioni. Anche un imprenditore genovese che ha a disposizione delle sale aveva programmato un incontro tra i candidati e anche in quell'occasione la Salis ha rifiutato, quindi insomma nulla di nuovo sotto il sole, dispiace solo per i lavoratori. Ecco, senti Andrea, io direi che a sinistra sono veramente fantastici, tra l'altro l'altro giorno è venuto proprio Giuseppe Conte qui a Genova, e poi adesso sabato ci saranno di nuovo Bonelli e Fratoianni, intanto io do questo avviso ai genovesi. Vabbè, insomma, si è parlato anche della fondazione Lottomatica, tu hai detto sono capaci di far passare per oro anche il piombo, insomma poi si è scoperto che Silvia Salis ha incassato un 30.000 euro di compenso, che non sono proprio un rimborso spese. Certo, ma intanto c'è un po' di incoerenza tra questi sinistri che a ogni piè sospinto criticano il gioco d'azzardo, creano associazioni che combattono il gioco d'azzardo, dopodiché l'Automatica, per quanto fondazione, la fondazione Automatica funziona sui contributi dell'Automatica, quindi non è che sono entità diverse. Il fatto che l'Automatica comunque lavora sul gioco d'azzardo, per quanto legale, ma è gioco d'azzardo, per cui tante persone si rovinano dietro al gioco d'azzardo, sarei un po' più prudente fossi nella Salis a dire che lo faceva come di volontariato. È un ruolo che ricopriva, ben pagato, perché 30.000 euro direi che tanto volontariato non è, ed è una cosa lecita, ma che non faccia la paladina di chi invece combatte il gioco d'azzardo.
perché comunque è una piaga che per tante famiglie ha portato davvero alla rovina. Ma diciamo che ci ha abituato a queste cose qui. Vi ricordate anche quella cosa ridicola dell'aggressione fascista? La signora Salis abbiamo in prima parlato prima fila a con manifestare Fabio solidarietà su una cosa mai accaduta, una cosa vergognosa, che ha buttato sulla città una croce nera che noi speravamo superata, anzi, e come nei fatti poi è stata superata. Il fascismo ce l'hanno nella testa e la signora, non avendo argomenti, ha approfittato, è stata in prima fila a dare solidarietà a un sindacalista che si è inventato una storia surreale. Questo però è una responsabilità grave, perché il sindaco di una città, una persona che si candida a fare il sindaco di una città importante come Genova, buttare la croce del fascismo su una città medaglia d'oro della resistenza è vergognoso, ed era in prima fila. Quindi anche qui si vede la superficialità di chi si candida a fare il sindaco della sesta città in Italia. Ora, è veramente, descrivono davvero la persona. Ecco, Andrea, poi io avevo anche parlato con Fabio anche del progetto 4 assi di forza, che lo spieghi tu un attimo, ma poi è venuto fuori, e l'ho dichiarato pure il presidente della regione Marco Bucci, che a fare quel progetto è stato il responsabile dell'innovazione AMT, che è l'azienda Mobilità Trasporti di Genova, e che si è candidato per il PD. Insomma, Salis l'ha criticato, è andato contro questo progetto, poi l'ha fatto uno del PD. Siamo veramente alla follia, a dir Lo poco. confermo perché l'ho conosciuto nel momento della presentazione dei 4 assi, che sono un progetto innovativo che rivoluzionerà il trasporto genovese, finanziato dal Ministero dei Trasporti, chiaramente che incrementerà in maniera veramente notevole il trasporto pubblico locale, ricordando che sarà anche tutto elettrico, quindi tutto sostenibile a livello ambientale, e progettato da uno che poi si è candidato. Mi viene da ridere perché veramente siamo all'assurdo, dove si disconoscono anche le cose che fanno, ma non è la prima volta in realtà, perché tante cose, loro criticano ad esempio le manutenzioni, e a capo di tante manutenzioni ci sono persone tesserate al Partito Democratico. Quindi alla fine arriviamo veramente all'assurdo. Questa cosa è importante. Allora, i 4 assi praticamente è un nuovo progetto che attraverserà tutta la città, perché Genova è fatta con delle vallate che ha difficoltà di collegamento tra loro e verso il centro. Integrandosi con tutto il nuovo progetto di metropolitana leggera, Genova diventerà davvero connessa in maniera veloce, con mobilità sostenibile, e soprattutto in mano al discorso del trasporto pubblico, che è altrettanto importante, ricordando come Genova sia proprio per caratteristica una città difficile da collegare, no? Quindi davvero su tutto questo la regione e il sindaco Bucci all'epoca, adesso Picciocchi, ci hanno investito parecchio. Ricordiamo che è un progetto da circa 450 milioni di euro, quindi è un progetto importante, dove questa persona che si candida adesso nelle liste della Salis ha contribuito a livello tecnico proprio a progettarlo. Disconoscerlo adesso, al di là che è un assurdo, perché rischiamo di perdere il finanziamento da 450 milioni, vuol dire partire di nuovo da zero. Partire da zero vuol dire lasciare la città esattamente come l'abbiamo trovata nel 2017, cioè indietro rispetto a tutto il resto di Europa e d'Italia di 30 anni. Non è questo che noi vogliamo. Per quello che chiediamo davvero ai genovesi di riflettere bene, e il 25 e 26 dare di nuovo fiducia a chi ad oggi vede di Genova davvero uno sviluppo per portarla ai livelli europei e mondiali. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Andre. Grazie a voi, ciao Fabri, grazie di cuore. A presto. E buona campagna elettorale al nostro presidente del municipio centro-est uscente e candidato al Consiglio Comunale di Genova, Andrea Carratù. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato Filo Diretto,